Certamente quello che lascia Papa Francesco è la gioia del Vangelo annunciata ai poveri, manifestando tutta la vicinanza di Dio per tutte le situazioni di povertà presenti nel mondo. Il Papa degli ultimi, dei poveri, degli umili. È così che il vescovo di Vicenza ricorda Francesco. Anche il vescovo Giuliano è a Roma per il funerale in piazza San Pietro. Ha accompagnato 850 ragazzi e ragazze della diocesi di Vicenza che partecipano al giubileo e che nell'occasione si trovano anche a dare l'ultimo saluto al Papa che più di tutti ha saputo ascoltare il grido dei poveri. È stato lui che, forse più di altri, ha ascoltato il grido dei poveri, che poi è stato anche l'ascolto del grido della terra ferita, perché una terra ferita ha delle conseguenze più importanti nei confronti dei poveri, dei popoli che vivono la povertà. E credo che questa consegna, questo suo magistero, ha certamente una grande parola da continuare ad offrire anche dopo la conclusione della sua vita terrena.